Allora, Bressa, Sbotti, prego. Sì, per quanto riguarda il tema dei tecnici che avrebbero, come ho sentito dire, bocciato questa riforma, credo insomma sia una considerazione molto opinabile. Noi a Padova abbiamo un comitato per il sì a questa riforma ed è presieduto da un costituzionalista e all'interno di questo comitato sono presenti molti professori di diritto comparato, quindi sono dei tecnici che non solo appoggiano questa riforma, ma anzi hanno deciso di spendersi pubblicamente per convincere le persone ad andare a votare per il sì quando ci sarà il referendum in ottobre. Un referendum nel quale da una parte io credo ci sarà non tanto il Partito Democratico, ma quel paese che vuole finalmente investire nel futuro approvando un cambiamento tanto atteso nel sistema istituzionale italiano. Dall'altra parte ci saranno tante chiacchiere di chi in realtà vuole bocciare questa riforma perché vuole fare uno sgambetto politico al Partito Democratico e al Premier Renzi. Però io invito tutti i cittadini a leggersi per bene quali sono le misure e le modifiche previste da questa riforma, perché non mi spiego come si possa non riconoscere che non approvando questa riforma si lascerebbe un sistema di doppione tra Camera e Senato che oggi impedisce al Parlamento di votare delle leggi in tempi utili con un sistema molto farraginoso, molto lento, si lascia una legislazione concorrente tra le autonomie locali, le regioni e lo Stato che ha portato a un livello di contenziosi altissimo alla Corte Costituzionale, si lasciano degli enti inutili che sono uno spreco di denaro pubblico, si lascia lì il CNEL che è un ente che non serve sostanzialmente a nulla, l'abbiamo studiato tutti nei libri di scuola ma non abbiamo mai capito quale fosse la sua vera funzione, si lasciano lì le province che sono degli altri enti che devono essere man mano aboliti e per fare questo deve essere cancellata la parola provincia dalla Costituzione. No, ma al di là, lei sta toccando alcuni aspetti, però se anche ipotizziamo che il CNEL con le posizioni che ho sentito oggi, io voglio ricordare che si difende lo status quo e sostanzialmente io credo che tutti i cittadini italiani riconoscono il fatto che ci sono dei limiti nel sistema odierno e che c'è il bisogno di un cambiamento che non è frutto di una riforma che è stata scritta semplicemente negli ultimi mesi, ma è il frutto di un lavoro che è stato portato avanti per anni, non tanto dal governo Renzi ma anche prima dal governo Letta e dai governi che li hanno preceduti. Cioè qua dentro ci sono decenni di storia di persone che hanno voluto studiare come migliorare la nostra Costituzione che finalmente vedono la luce. Invito i cittadini ad informarsi per bene perché credo che sia il buon senso a portarci a dire che oggi per come sono le cose devono essere cambiate. Velocemente sul tema dei rapporti tra le autonomie locali, le regioni e lo Stato. Non è vero che c'è una centralizzazione, anzi è vero in parte perché su alcune cose, l'energia, i trasporti, le infrastrutture strategiche si è deciso di portarle a livello centrale e secondo me ha molto buon senso tutto questo. Dopodiché quali sono le innovazioni che vengono introdotte con le modifiche presenti nella riforma? Si prevede con il nuovo articolo 116 che le regioni possano ottenere delle deleghe da parte dello Stato, delle competenze da parte dello Stato, nel caso in cui abbiano i conti in ordine. Anche questo mi sembra un principio di buon senso, perché fino ad oggi abbiamo visto le regioni sprecare molti soldi, a partire da come sono stati gestiti i consigli regionali, vi ricordate i casi di Batman, ma lo eccetera. Stato cosa vuol dire? Cioè le regioni possono ottenere dallo Stato, la regione Veneto se dimostrano di avere i conti in ordine su quelle materie, possono negoziare e vedersi riconosciuta la delega, diciamo la competenza di agire su quella determinata materia. Dopo aver visto tanti sprechi a livello regionale, perché questo poi anche una certa mentalità ci ha portato, finalmente io credo che si sia messo un po' di ordine se questa riforma sarà approvata. Un'altra cosa, i consiglieri regionali non potranno più prendere lo stipendio che prendono oggi, ma al massimo dovranno prendere lo stipendio che prende il sindaco del comune capoluogo della regione. Cioè zero per Venezia. I senatori... Venezia zero ha rinunciato allo stipendio Brugnaro. Comunque si parla insomma di più di un dimezzamento rispetto allo stipendio attuale. Vengono diminuiti e viene diminuito il numero dei parlamentari. I senatori non avranno più lo stipendio. C'è uno snellimento, c'è finalmente un intervento per ridurre i costi della politica. Io sento tante chiacchiere, ma credo che chi poi va a vedere le cose nel concreto capirà che è quello che gli italiani si aspettano e che bisogna fare. Professor Bertolissi. Con alcuni aspetti. Sì, Zanetti, va bene. No, prego. No, che così penso. Io mi aspettavo esattamente questa strategia, dottoressa, no? Che è quella di dire noi facciamo questa riforma, anzi l'abbiamo fatta e voi dovete cittadini sostenerla, perché questa riforma è il nuovo che avanza, è quella che darà input allo Stato,
a diventare finalmente moderno, e meno efficiente, meno costoso, efficace e quant'altro. Ora, se possiamo fare un parallelismo, visto che abbiamo i dati dell'Istat di qualche giorno fa rispetto alla riforma del mercato del lavoro, faccio un parallelismo ma è significativo per capire. Il Jobex quando è uscito era la rivoluzione copernicana in materia di lavoro. In realtà, se lo si legge approfonditamente, oltre a una diminuzione sostanziale dei diritti in capo ai lavoratori, abbiamo visto anche che gli effetti benefici che erano legati alle detrazioni importanti fiscali che le aziende avevano i primi 3 anni se mutavano un contratto di tipo determinato ad indeterminato, ci dice l'Istat la settimana scorsa che gli effetti sono già finiti in meno di 14 mesi. Allora io non vorrei che spacciassimo sempre tutto bello, tutto nuovo, finalmente abbiamo cambiato tutto, per non cambiare, anzi per peggiorare le situazioni. La Costituzione poteva assolutamente anche avere un ammodernamento e io penso che hanno ragione chi sosteneva prima che l'ammodernamento di una legge fondamentale come questa meritava, come dire, un sentire più allargato da parte di tutti. Primo. Secondo, poteva sicuramente intervenire in maniera meno centralistica, riportando in seno a livello quindi centrale tutta una serie di materie che io penso invece dovessero rimanere anche in potestà legislativa regionale. Aggiungo un'ultima cosa, che lo Stato centrale poi non faccia sprechi. Io devo dire che sorrido perché se, diciamo che non so chi in questi anni, in questi ultimi 10 anni ha sprecato di più in molte materie tra le regioni e lo Stato centrale, diciamo che c'è stata una discreta concorrenza a chi ha sprecato di più. E quindi vorrei che non si utilizzasse uno strumento improprio quale quello di codificare le regioni sono come elemento di spreco per dire che finalmente lo potranno fare meno perché lo potranno fare solo quelle virtuose. Perché ricordo anche qui che abbiamo regioni che non sono virtuose loro malgrado, proprio perché alcuni interventi di carattere nazionale legislativo gli impediscono di operare, di essere ammodernate come probabilmente sarebbe in materia di lavoro, in materia di fisco, in materia di sanità e potrei andare avanti. Quindi io penso che bisogna essere onesti e non raccontare la favola, perché poi le favole alla lunga è vero che ci si abitua, ma poi prima o poi la verità esce, sta già uscendo. Io penso che è vero che se ieri 15 milioni di persone, nonostante nessuna preparazione su un quesito molto tecnico, molto particolare, un linco rimasto di altri 6 modificati, voglio dire, ha comunque portato 15 milioni di persone e l'82% di quelli a dire non siamo d'accordo. Io penso che non sarà così semplice per i fautori che ritengono che il moderno è bello e viene avanti con questa riforma sostenere queste tesi poi sulla pelle delle persone, perché io penso che la Costituzione è una carta di tutti e merita per la sua modifica un parere a 360 gradi da parte di tutte le forze politiche, perché altrimenti andiamo in una direzione che non mi piace neanche un po' e che del resto abbiamo già visto, insomma, applicati in queste settimane, in questi mesi dal governo Renzi. Ecco, professore, lei dice che ci sono delle cose che ci potrebbero sfuggire prima. Ecco, ci possono sfuggire i controargomenti, perché a ogni affermazione corrisponde almeno una controaffermazione o obiezione. Costo della politica, scandali della politica, giusto? Bene. Si potrebbe anche opporre questo. Quello che conta non è il costo della politica, ma la qualità della politica. È ovvio, no? Perché se pensiamo ai costi della politica, il giudizio della politica è, invece di intenderla come quell'arte nobile e che è imprescindibile, giusto? E che dovrebbe essere votata a, metteteci quello che volete voi, dentro, direi che da questo punto di vista sono impagabili quelli che perseguono il bene comune e quindi io li pagherei in modo spropositato. Vado in controtendenza. Facciamo l'esempio delle leggi elettorali. Ma chi ha detto che il Porcellum è la peggiore delle leggi elettorali? È per l'uso che se n'è fatto. Perché se lei sottrae di per sé le candidature al corpo elettorale, che è un po' una bestia, no? È la plebe. Mettiamola così, io sono plebe quando voto, così siamo a posto. E lei compilasse le liste dopo aver letto La Repubblica di Platone, il quale dice che bisogna mettere i migliori, noi avremmo avuto i 1000 migliori, quindi il più bel Parlamento del mondo. Se invece l'uso che se ne fa è quello di mettere invece che bipedi quadrupedi, lei capisce che avrà un Parlamento formato in questo modo. Guardi che sto facendo, credo che chi è a casa capisce benissimo. Cioè dipende dall'uomo. Adesso vediamo alla difesa d'ufficio del bicameralismo. Perfetto.
perché la scoperta che hanno fatto, si vede anche uno start-upista di questi tempi, è che una volta noi dicevamo perfetto, no, ci correggono e dicono paritario. Su tutti i manuali di diritto costituzionale, dal Mortati a Paladin, c'è scritto perfetto, ma perfetto nel senso di identità di funzioni, no, e quindi di paritario. Invece ho sentito anche ieri sera un mio collega universitario, professor Romano, dire che no, ecco, per cui me la prendo con l'Accademia. Dice no, guardate che paritario non perfetto, amico bello, amico caro, ma vuoi che ci sia qualcuno che ha un po' di testa, che pensa di essere disumano nel senso di vicino a Dio, di essere capace di fare cose perfette in questo mondo? Lei comprende su che cosa si costruisce? Bene, io le dico solo questo, che questo vituperato bicameralismo paritario, l'ho ricordato più volte, nel 1970 approva la legge che introduce il divorzio, la legge che disciplina gli istituti di democrazia diretta, referendum, partecipazione popolare, eccetera, eccetera. Poi istituisce le regioni ordinarie e, ultimo, dulcis in fundo, approva la legge numero 300, che è lo Statuto dei diritti dei lavoratori. Tutto il Parlamento ha fatto. L'anno successivo c'è la legge di delega per la riforma tributaria, questa sì di valore epocale, la legge Visentini. Nel 72 e nel 73 escono i decreti di attuazione che disciplinano la riforma attualmente vigente. Domanda, è la macchina che non va bene o è l'autista? Secondo me è l'autista. Se lei cambia la macchina invece dell'autista è inutile che gli compri la Porsche se non sa guidare. Capisce il punto? Forse a casa hanno capito. Con questo ho solo posto il problema centrale di cui si occupa Max Weber, scusi se così ogni tanto qualche nostrano da citare, ecco. Nel saggio La politica come professione non diceva che non si dovessero pagare i politici, diceva che cos'era la politica e che dovevano essere di alto profilo. E io con questo non intendo criticare, perché è facile criticare, dico solo che bisognerebbe assegnare un'importanza fondamentale alla selezione della classe dirigente. I problemi della decadenza della democrazia non è mica soltanto della crisi, la tocchiamo tutti, magari fosse italiana, potremmo copiare. Andate in Francia, c'è quello col Vespino che va, lo capite? L'erede di De Gaulle che col Vespino di sera. Cioè questo sarebbe, e girate il mondo e vedete come stanno le cose. Non so se la signora Maria qui ha capito, se ha memoria, se ha avuto modo di seguire il Vespino. Ma no, perché qualcuno anche ha detto, ricordatevi De Gaulle che ebbe a fare, cos'era la terza, quarta repubblica, il referendum famoso. Ecco, ma io mi ricordo benissimo quelle vicende. La statura di De Gaulle che era anche alto, e questo sempre non per fare delle critiche comparate, perché viviamo in un altro tempo. Non so se è più complicato o meno complicato, ma in buona sostanza io cerco di rappresentarmi queste cose. E allora le aggiungo anche qui a proposito del testo, vede. Ricordiamo, lo dico a loro che poi sono nella politica, vedrete i problemi di fronte, allora dice non si deve, i problemi di fronte ai nuovi, non pensati, di fronte ai quali ci si troverà. Faccio un esempio anche. Si è voluto semplificare per quel che riguarda il riparto della potestà legislativa Stato-Regioni, no? Ecco, ma lo dico a loro, a tutti ce lo diciamo, con la più grande cordialità. Guardate però che al procedimento, quello disciplinato dall'articolo 70 che dice che la funzione legislativa la esercitano collettivamente Camera e Senato, e quindi si sostituisce che cosa? Un sistema che prevede, a seconda dell'ottica che voi assumiate, un numero di procedimenti che è almeno di 6 e con i sottoprocedimenti sono oltre il 10. E qui c'è la consapevolezza nell'autore del testo il che dice, ci ha impedito. Nel caso di conflitto tra una e l'altra Camera decidono i presidenti. Cosa se la gioca? Una briscola? No, se la sono rappresentato il problema. Lei sa come perché tra l'altro, e qui chiudo, non è possibile fare, lo sapete meglio di me voi, un testo dove si disciplina una materia piuttosto che un'altra, C'è la trasversalità, cioè è impossibile non occuparsi di più cose. E quando ci si occupa di queste più cose, cosa ne viene fuori?
sono dei problemi, io dico che sono dei problemi, se dopo si trova la quadra e si risolvono sono dei No, siccome appunto l'obiezione, voglio che voi poniate l'obiezione svuoti stavolta. Ma io prendo atto di come la sta analizzando e credo che possa non essere anche la riforma più perfetta questa ma è rischiosissimo andare ad approvare. Ma credo anche che però dobbiamo essere scevri da una questione catastrofica, di una lettura di questa materia, perché insomma i passaggi parlamentari sono stati fatti, l'hanno esaminati in molti, eccetera. È un'indicazione che la politica, secondo me quella nobile, ma è un mio punto di vista, quella nobile, quella che qualcuno continua a delegittimare, ma che però resta quella che vorrebbe e dovrebbe decidere in questo Paese, che pone il problema della decisione. Chi è il decisore in questo Paese? Allora, il problema del decisore è un problema che è moderno o non è moderno? Secondo me è un problema moderno, se vogliamo stare al passo con quanto ci chiede anche quello che io penso essere il momento attuale, cioè le governance europee, le governance mondiali dei processi. Cioè la decisione deve essere una decisione che non può più avere le tempeste di un tempo, insomma, diciamola così, ma non perché un tempo, vuol dire, il bicameralismo paritario o perfetto non fosse adeguato, era adeguato, però oggi la decisione politica ha bisogno di avere, secondo me, delle ragioni di semplificazione e su questo versante va il testo di questa riforma costituzionale, attribuendo le funzioni a chi deve decidere. Allora, ma aumenteremo o no i conflitti con le autonomie locali o no? Io credo invece che le autonomie locali, in particolare le regioni, debbano, e lo abbiamo verificato in queste settimane, perché se è partito un dossier in queste settimane al governo Renzi da parte della Regione Veneto è perché si è resa conto che con lo Stato, se si è in salute, e credo che il Veneto è un luogo dove si è in salute dal punto di vista economico, ci sono delle cose che si possono fare, che si possono negoziare. Se questo non è modernità, io credo, dove la mettiamo la modernità? È darsi ognuno delle responsabilità. Chi decide deve prendersi le responsabilità. Allora, io non voglio togliere che nel futuro possano esserci conflittualità. Io credo che sarebbe insensato, ma credo che anche il Presidente del Consiglio si renda conto che le conflittualità possano esserci soggiacenti, però ha un problema di fondo, la decisione, e oggi per decidere e poter stare al passo con i processi che ci sono in campo economico, in campo del lavoro, nei vari campi della politica internazionale, eccetera. Guardate quanto pesa oggi la politica internazionale, dobbiamo avere dei modelli più semplificati. Se noi cogliamo questo e le regioni colgono questo, io credo che sbagliano a contrapporsi allo Stato centrale. Devono essere autonome, ma contemporaneamente in uno Stato che è uno, poter negoziare con lo Stato centrale. Regione. Brevissimamente, prendendo gli interventi che mi hanno preceduto, sappiano i cittadini che questa riforma vale solo per le regioni ordinarie e non per quelle autonome, e noi Regione Veneto, regioni sandwich fra Friuli e Trentino Alto Adige, avremo sempre due grossi vicini che hanno negli ultimi anni anche aumentato competenze e risorse, e noi che diventiamo sempre più poveri. Lo stato di salute del bilancio della regione, purtroppo con la finanza derivata che abbiamo attualmente, lo decide lo Stato. Faccio un piccolissimo esempio. Sono sparite le province, non abbiamo più province. Alla Regione Veneto le province quest'anno costano 41 milioni di euro che l'anno scorso noi non pagavamo, non prendiamo in giro i cittadini. Si è solo spostato le risorse che prima pagava qualcuno, adesso le paghiamo noi, cosa che l'anno scorso non pagavamo. Il decisore, chi sarà il decisore effettivo nel futuro Senato delle regioni? Lo stiamo vedendo adesso nelle province. I sindaci che vanno a fare il dopolavoro in provincia sono sempre più in mano di un'oligarchia burocratica, decidono i burocrati. Chi saranno i futuri senatori? Dei consiglieri regionali che vanno a fare il dopolavoro in
Senato, e anche questi saranno sempre più in mano ai burocrati, perché avranno un compito da fare in Regione e un compito da fare a Roma, quindi saranno sempre più dipendenti dai consulenti, dal funzionario di turno, dal segretario della commissione, e quindi non saranno in grado di poter decidere in maniera lungimirante. Quindi il decisore purtroppo si sposta sempre più lontano dall'eletto e sempre più vicino alla burocrazia. Scelti da chi in questo caso? Piccola parentesi, che non è stato ancora definito. Beh, la prima elezione avverrà all'interno del Consiglio regionale, poi ci sarà sempre, scusatemi, anche un Senato che sarà sempre variabile, perché varierà in base alle scadenze dei Consigli regionali. Quindi avremo un Senato molto fluido, dove la gente non riuscirà probabilmente a conoscersi, a fare squadra, a ragionare, a lavorare insieme, a proporre. Quindi dico, non so se sarà una grande soluzione questa, anche operativamente e per la qualità della legislazione, che invece dovrebbe essere ai massimi livelli. Diceva qualcuno che siamo più autorevoli a livello internazionale. Mi permetto sommessamente di dire che frequento abbastanza l'Europa, il Parlamento europeo, il Comitato delle Regioni, e sinceramente anche la freddezza che c'è fra il nostro commissario e l'attuale governo non ci sta facendo fare una bella figura in Europa. Vado sulle cose pelose che saranno invece puntate in campagna elettorale: gli stipendi di quei cattivi dei consiglieri regionali. Premesso che noi in questo momento, e tutte le regioni stanno attuando, il 174 voluto da Monti e Napolitano, quindi siamo assolutamente in linea con quanto deciso da un tecnico di statura come Monti. Parlavo con dei colleghi, un austriaco, era un catalano e un tedesco, non è una barzelletta. Parlavo la settimana scorsa al Comitato delle Regioni e mi chiedevano di come funziona questa nuova Costituzione, di cosa c'è. Gli ho spiegato che in Costituzione c'è lo stipendio del Consiglio regionale e anche che i gruppi consigliari regionali non possono avere nessuna risorsa. E loro mi domandano, ma c'è anche lo stipendio del parlamentare in Costituzione? Se c'è anche il vostro, ci sarà una limitazione anche dell'attività dei gruppi politici parlamentari? No, quello non si può. E si sono messi a ridere. Cioè, la barzetta siamo noi, non è il tedesco, il francese, l'inglese. Cioè, veramente ci sono delle cose che sono messe come specchietti per le allodole, probabilmente per invogliare la gente a questa grande riforma, ma come che effettivamente non hanno pari a livello europeo con situazioni di questo tipo. Quindi quello che ho visto dai radicali, e magari mi rivolgo ai professori, ho visto i radicali che vorrebbero proporre la votazione per parti. Non so se tecnicamente sia possibile, però probabilmente almeno farebbe chiarezza, perché è bene rendere consapevoli i cittadini, e fate bene a fare trasmissioni come questa, per renderli edotti di cosa andranno a votare, cosa che non è potuta accadere con il referendum dell'altro giorno, in una campagna compressa e senza la possibilità di far capire bene ai cittadini cosa si andava a votare. Quindi qui c'è qualche mese davanti, bisogna spiegare alla gente quello che può accadere nel con bene e l'estate nel di male. mezzo, attenzione, silenzio estivo. Allora, esatto, vabbè. Allora un attimo, do la parola anche all'avvocato Morosin, potremo con Bressa, pubblicità un secondo, rapidissimi. Cittadini, perché